Posso? Bene. Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza di oggi. La conferenza della professoressa Silvia Villa rientra in una serie di conferenze sull'intelligenza artificiale e su machine learning, organizzate dal centro machine learning dell'Università di Genova, il MALGA, che fa capo al Dipartimento di Matematica ma anche al Dipartimento di Informatica. Abbiamo già avuto altri relatori che ci hanno parlato di alcuni aspetti appunto del machine learning e dell'intelligenza e delle parti applicative dell'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo il piacere di avere la professoressa Silvia Villa, che si è laureata a Genova, ma poi si è dottorata a Firenze, ha lavorato al Politecnico di Milano, poi è passata e ritornata a Genova e adesso è al DIMA, dove è docente di matematica. Penso, non so di quale corso particolare? Ricerca operativa. Docente di ricerca operativa. Il titolo della conferenza è Fondamenti computazionali e statistici dell'apprendimento da esempi. Non entro nei particolari perché sinceramente ne so molto poco di questi argomenti. Quello che però capisco dall'abstract è che si occupa anche di costruire o di creare degli algoritmi, giusto? Algoritmi che sono poi alla base dell'intelligenza artificiale, del machine learning. E quindi sarà particolarmente interessante sentire appunto gli aspetti e le caratteristiche di questi strumenti matematici, informatici da applicare in vari campi. Grazie del suo intervento e prego, lascio la parola. Grazie mille, grazie per la presentazione. Quindi oggi, quello che vorrei fare oggi appunto è raccontarvi un pochino di quali siano gli strumenti matematici che sono nascosti sotto l'intelligenza artificiale. Dico nascosti perché in effetti si parla tanto di intelligenza artificiale, ma si parla molto poco dei metodi che utilizza e della base matematica che permette i suoi successi. In questo senso avevo scelto questo sottotitolo un pochino, diciamo, entusiasta a proposito di questi metodi. Ok, adesso sì. E in effetti tutte queste parole possono essere messe un po' in discussione e se, come molto spesso accade, diciamo, in questo contesto per l'intelligenza artificiale avete un'opinione piuttosto forte o siete degli entusiasti oppure no, potreste rifrasare questo sottotitolo in maniera un po' diversa e vedere invece questi eroi come diavolerie, nel senso che sono poco accessibili e fanno cose anche brutte e non sono tanto invisibili, ma invece sono molto visibili perché utilizzano dei grandissimi centri di calcolo dislocati qua e là, per lo più negli Stati Uniti, e che utilizzano un sacco di energia per poi produrre delle decisioni che forse così intelligenti non sono, certamente sono in qualche parte casuale. Alla fine ho optato per un sottotitolo un pochino meno forse empatico, un po' più tecnico, ma che spero vi comunichi quello che facciamo nell'unità del Machine Learning Genoa Center a cui appartengo, che è questa unità che si occupa appunto dei fondamenti computazionali e statistici di Machine Learning. Sostanzialmente ci studiamo algoritmi che ad oggi direi sono abbastanza efficienti. L'abbastanza l'ho messo perché è vero, utilizzano un sacco di energia, però tuttavia hanno una qualche forma di efficienza che vedremo dopo e sono alla base di decisioni che direi in questo contesto potremmo dire molto probabilmente possiamo definire in qualche senso intelligenti e vorrei cercare di specificare queste parole man mano che vado avanti con la presentazione. Nel nostro gruppo ci occupiamo proprio di questo, cioè delle parole evidenziate dalle frecce blu. Io personalmente lavoro ormai da 10 anni soltanto sulla parola abbastanza, cercando di migliorarla, farla diventare un po' più efficienti, e altre persone nel gruppo lavorano invece di più, magari sulla parte probabilistica e statistica. Allora, l'apprendimento dei esempi, il machine learning, credo che se siete già venuti alle presentazioni precedenti abbiate già visto l'introduzione all'intelligenza artificiale. Oggi non farò un'introduzione all'intelligenza artificiale, è tutto qui.
Quello che sappiamo è che l'intelligenza artificiale ormai ci circonda, ne parliamo tutti i giorni, ne sentiamo parlare tutti i giorni, sui giornali, nei telegiornali. Abbiamo, diciamo, grandi speranze. Da una parte, appunto, forse ci aiuterà nella medicina, nella scoperta di nuovi medicinali, ma ci assiste ormai giornalmente in compiti molto più frivoli, tipo scegliere il film che vogliamo vedere questa sera, oppure migliorare i nostri selfie sul telefonino. E proprio negli ultimi giorni volevo mettere qua ChatGPT, ma è già stata superata, nel senso che non so se avete sentito, ma abbiamo avuto la risposta cinese a questi sistemi di conversazione DeepSeek, che sembra essere costata molto meno, quindi aver usato algoritmi molto più efficienti e dare risultati migliori. Solo alcuni esempi veramente scelti un po' così a caso. Il machine learning, che sarebbe l'apprendimento da esempi, molto spesso lo chiamerò machine learning, è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale ed è la parte appunto più matematica. Spessissimo quando si parla di machine learning o di intelligenza artificiale vedete la parola deep, effettivamente dentro il machine learning c'è un altro sottoinsieme che è quello che si chiama deep learning, che è l'apprendimento che utilizza queste reti neurali, reti profonde. E quindi c'è questo deep che molto spesso viene richiamato anche nel nome di prodotti che utilizziamo. In queste, diciamo, comunque qui dentro sicuramente c'è la matematica che vi voglio raccontare oggi. Ok, allora iniziamo a cercare di definire cosa sono questi, cos'è l'apprendimento da esempi, e una definizione che si può spiegare facilmente a voce è l'apprendimento da esempi, peraltro storica, che risale al 1950 circa. Sono un insieme di metodi che permettono al computer di imparare senza che noi lo programmiamo con una serie esplicita di istruzioni. Per spiegare questo vorrei partire da un esempio concreto. Questo, diciamo, in onore della mia famiglia ho scelto un esempio familiare. Quindi supponiamo di voler insegnare a un computer insegnare a un computer che se questo cavallo, a saper distinguere, diciamo, le razze di cavalli, e quindi a saper dire se questo cavallo è un cavallo bardigiano, di razza bardigiana, oppure un cavallo di Merens. Allora, una cosa che potremmo fare, se non ci fidiamo dell'apprendimento da esempi, è di tentare di scrivere un programma e scriverlo dentro il computer che in qualche modo codifica tutte le informazioni, la descrizione del cavallo bardigiano da una parte, del cavallo di Merens dall'altra. Il colore del mantello, la forma della testa, la forma delle ossa, insomma la struttura. Questo in realtà è molto difficile, risulta essere un compito molto difficile e non si fa, quindi non lo faremo. Ma utilizzeremo appunto un metodo che si basa sugli esempi. E quindi cosa faremo? Forniremo al computer che cosa? Tante immagini di cavalli bardigiani, tante immagini di cavalli di Merens, e la speranza è che poi di in qualche modo allenare il computer su questi esempi e poi avere un sistema che a questo punto è allenato, che dato una nuova immagine, quella di cui vogliamo sapere di cui non sappiamo, diciamo, la razza, ci dica se il cavallo è un bardigiano oppure un Merens. In questo caso è un bardigiano, ok? Bene, allora quello che farò da qui in avanti è aprire questa scatolina e spiegare come funziona questo allenamento che avviene. Allora, prima cosa dobbiamo pensare cosa vede il computer. Quindi noi quando guardiamo un'immagine vediamo l'immagine, ma in realtà quello che il computer vede è soltanto, appunto, sono tanti pixel, e ciascun pixel, se immaginiamo l'immagine in bianco e nero, è semplicemente, diciamo, l'intensità di grigio. Quindi quello che vede il computer è soltanto una tabella di numeri. Per semplificare ulteriormente la cosa, farò un'assunzione molto che semplifica tanto, e assumerò che per descrivere tutta l'immagine mi bastino soltanto 2 numeri. Ok? Questa è una cosa che lì per lì adesso a voi può sembrare una semplificazione inaccettabile, ma in realtà non stiamo perdendo pressoché nulla, e quello che, almeno in gran parte, e quello che guadagniamo invece è che riusciamo a vedere cosa sta succedendo. Ok, quindi è una spiegazione che non si deve fare, ma tutto quello che faccio adesso qua si può fare anche se teniamo tutti i numeretti. L'unica cosa che non si può più fare è vedere cosa succede. Ok?
Allora, quindi, vediamo cosa succede. Allora, scelgo 2 intensità in 2 punti a caso dell'immagine, e quella è la mia rappresentazione dell'immagine. Cosa faccio? Vedo... ok, però non c'è problema. Ok, no, non c'è problema. Prendo questo qui, questo qua avrà una certa intensità e la riporto qui, e poi prendo questo, quest'altro avrà una certa intensità e la riporto qui, e trovo questo puntino giallo. Ok. Quindi questo lo faccio per ogni immagine, e quindi otterrò, dato che qua ho 3 immagini, 3 puntini gialli che sono 3 cavalli bardigiani. Ok? Quindi questa è la grande semplificazione che devo fare. D'altra parte faccio la stessa cosa con i cavalli di Merens, scelgo 2 puntini nell'immagine e riporto allo stesso modo i cavalli nel mio piano cartesiano. Ok? Bene. Adesso cosa faccio? Qui l'ho fatto soltanto con 3, tanto per dare un'idea. Ne aggiungo un po', lo faccio con tante immagini che qua non sono riportate. E ora, diciamo, l'idea di prendere una decisione intelligente e di classificare, separare i cavalli bardigiani dai cavalli di Merens diventa molto più banale, perché adesso quello che devo fare è trovare in qualche modo una modalità per separare i puntini gialli dai puntini rosa. E come posso fare? Supponiamo di farlo di nuovo in una maniera molto semplificata, di farlo con delle linee. Ad esempio qua scelgo una linea e questa linea divide il mio piano in 2 parti, una parte che coloro di rosa perché sarà la parte che questa linea pensa essere la parte dei cavalli di Merens, e una parte gialla che invece sarà la parte sopra, che sarà la parte dove ci sono i cavalli bardigiani. Perché questo è un sistema intelligente? Perché adesso mi ha diviso, diciamo, non proprio bene veramente i cavalli di Merens dai cavalli bardigiani, ma quando arriverà un nuovo puntino, un nuovo cavallo, una nuova immagine, se sarà qua, io saprò dire che è un bardigiano, se sarà qua saprò dire che è un cavallo di Merens. Okay. La stessa cosa, ora questa linea, e di questa linea posso valutare un pochino la qualità, perché posso andare a vedere quanti errori ho commesso con questa divisione. Da una parte qui sbaglio a classificare questo pallino giallo, dovrebbe essere dall'altra parte, e poi ho un sacco di pallini rosa che sono dalla parte sbagliata. Quindi questa linea qua in realtà non funziona tanto bene. Allora ne prendo un'altra, e anche questa, tutte le volte che traccio una linea, vedete, ho un diverso modo di separare il piano in 2 parti. E qua ad esempio questa fa un po' meglio di prima, perché ad esempio fa 4 errori, mette 4 gialli dove non dovrebbero essere. Ne posso mettere ancora un'altra, e anche questa, se contiamo, anche questa fa 4 errori, ok? E posso andare avanti così a provare tante linee. E la domanda è, ma qual è la linea migliore? Come fare a trovare la linea migliore, quella che separa meglio questo insieme di punti? Allora, qui c'è l'unica, credo, formula che ho messo. Allora, ogni retta, diciamo, ogni linea è individuata da 2 numeri, che qua ho chiamato M e Q. E quali sono questi numeri? Per capire come disegnare una linea, cosa devo decidere io? Devo decidere prima di tutto quanto è inclinata. E questo qua me lo dice la M. La M mi dice quanto la mia linea è inclinata. E poi devo decidere a che livello la linea si trova. Quindi quanto la linea è in alto o in basso. Una volta che fisso l'inclinazione e l'altezza, la mia linea è completamente fissata. Non ho scelta. E queste 2 cose si scelgono con M e Q. Allora, quello che vorrò fare è fare la seguente cosa. Voglio associare ad ogni linea, quindi in questo caso la linea rossa, la linea verde, la linea blu, cioè ad ogni coppia M e Q, un numero che è il numero di errori che quella linea sta facendo. E per fare questo posso fare una cosa del genere. Quindi qua ci metto la pendenza della mia retta, qua ci metto l'altezza a cui passa e fisso una coppia pendenza-altezza e conto il numero di errori. Questo dovrebbe essere ad altezza 4, questo qua ad altezza 4 e quello là invece è la prima linea che faceva un po' schifo, era altezza 12 mi pare. Se questo lavoro, anziché farlo soltanto per 3 linee, lo faccio per tutte le linee che ho a mia disposizione, trovo una cosa fatta così. Ogni punto qua sopra, l'altezza di un punto qua sopra, mi dice quanti errori sta facendo la linea corrispondente. Quindi a me cosa interessa fare? Mi interessa trovare una linea che
che faccia pochi errori, che faccia meno errori possibili. E allora mi interessa trovare su questo grafico i punti che sono più in basso possibili. Ad esempio, tutti i punti sulla linea rossa qua vanno bene. Ok, sono i punti che corrisponderanno a linee che fanno pochi errori. Però c'è un piccolo problema, che fare questo, quindi perché a questo punto diciamo il problema sarebbe risolto, ho trovato un modo per selezionare la mia linea, una delle linee migliori possibili. C'è un piccolo problema, perché per disegnare questo grafico io dovrei calcolare l'errore corrispondente ad ogni possibile linea, e quindi sarebbe veramente in termini di costo computazionale un costo altissimo, dovrei fare tantissimi conti. Allora quello che si fa è che si utilizzano dei metodi che si chiamano di ottimizzazione per cercare di raggiungere questi punti rossi senza calcolare, senza svelare tutto il grafico, senza conoscere tutto il grafico. E l'idea è questa: supponiamo di immaginare che questo grafico in realtà sia il profilo di una montagna e noi ci troviamo nel puntino rosso e vogliamo arrivare a quella linea in fondo, vogliamo arrivare a valle. Siamo nel puntino rosso e c'è la nebbia, è notte, non abbiamo il cellulare, non sappiamo dove siamo. Dobbiamo raggiungere la valle. Cosa possiamo fare? Una delle cose più naturali che possiamo fare è tastare un po' col piede intorno a noi e fare un passo nella direzione in discesa, okay? Sperando prima o poi di arrivare in fondo. E questo è quello che fa un algoritmo che si chiama appunto algoritmo di discesa, perché è un algoritmo di discesa, e si chiama del gradiente perché questo oggetto matematico che è il gradiente ci permette proprio di individuare una direzione di discesa. Quindi cosa faccio? Quando farò il mio algoritmo, scelgo un punto di partenza, calcolo una direzione di discesa, e questa è la parte costosa dell'algoritmo, dopodiché mi muovo nella direzione di discesa, faccio un passo e mi risistemo nel nuovo punto. A questo punto acquisisco in qualche modo, calcolo, scusate, la funzione in questo punto. Se sono arrivata a valle e ho modo di accorgermene, mi fermo, altrimenti cosa faccio? Ricomincio. E quindi mi guardo intorno, calcolo una direzione di discesa, faccio un passo nella direzione di discesa e trovo un nuovo punto. E se vado avanti, arrivo fino in fondo. Allora, ecco, queste qua dovrebbero essere, fatte un po' a mano, le traiettorie, diciamo, che si fanno scegliendo punti di partenza diverse. Quindi sono le traiettorie che si seguono utilizzando questo algoritmo per arrivare a valle. E come potete vedere qua, molto spesso ci si riferisce a queste traiettorie come la traiettoria che seguirebbe un ruscello se appunto partisse, sgorgasse proprio da quel punto di partenza. E su queste traiettorie abbiamo un teorema. E il teorema è questo. Allora, abbiamo detto cosa facciamo? Parto da un punto, scelgo la direzione di discesa, faccio un passo e poi vado avanti. Cosa ci dice questo teorema? Ci dice che se noi facciamo i passi abbastanza piccoli, allora siamo sicuri di arrivare in un punto che è il più in basso possibile, quindi che è un punto che si dice minimizza, rende minimo l'errore. Diciamo, il teorema chiaramente non è espresso nella sua massima precisione, però credo che racchiuda veramente gli ingredienti fondamentali, che sono: per far andare l'algoritmo abbiamo bisogno di scegliere dei passi, e questo non è completamente determinato da quello che ho detto prima, ma dobbiamo decidere quanto fare lungo questo passo, e questa è un'altra cosa che costa fatica per essere calcolata e determinerà in pratica pesantemente la qualità dell'algoritmo. L'altra cosa che invece è una cosa positiva è che questo teorema è vero da qualunque punto partiamo. Non l'ho scritto, ma in questo contesto che vi sto facendo vedere non importa il punto da cui si parte, quindi non importa la prima retta, ogni punto corrisponde ad una retta, e quindi è come se disegnassi una retta e poi l'aggiustassi un po' per migliorarla. E
non importa da dove parto, arriverò sicuramente in fondo. La terza cosa è che l'algoritmo appunto è un algoritmo di discesa, e vuol dire che quando io parto da una decisione iniziale, da una prima supposizione, ogni volta che faccio un passo dell'algoritmo miglioro le mie decisioni, cioè trovo una soluzione che è migliore rispetto alla precedente. Quindi in qualche modo tutti i conti che facciamo sono sempre utili, non vanno mai sprecati, perché ad ogni passo miglioriamo un pochino quello che abbiamo. Allora, quindi a questo punto, dopo tutta questa fatica, sono finalmente in fondo, ho trovato la separazione migliore possibile, che sarà una cosa fatta così. A questo punto possiamo dire che l'allenamento è concluso. Quindi il mio algoritmo di machine learning ha finito, ha imparato e ha trovato questa che sarà il mio nuovo metodo per classificare i cavalli. Di solito, diciamo, questo che vi ho mostrato è soltanto uno degli algoritmi che vengono utilizzati, e come dicevo prima, però uno dei temi fondamentali in questo contesto è l'efficienza. E calcolare una direzione di discesa per questi errori che bisogna poi costruire può essere molto costoso, specialmente se abbiamo tanti puntini gialli e rosa. Allora, una cosa che molto spesso si fa è rinunciare all'essere di discesa, quindi rinunciare a calcolarsi queste direzioni che sono molto buone ma sono molto costose, e invece utilizzare delle direzioni che sono un po' casuali ma in media vanno bene. Cioè, quindi facciamo dei passi, diciamo, che per lo più sono di discesa, magari vanno un po' di qua e di là, però più o meno puntano verso la discesa, e però sono molto meno costosi da calcolare. E questo è di fatto l'algoritmo che viene chiamato del gradiente stocastico, ed è l'algoritmo che davvero viene utilizzato, è proprio un algoritmo fatto così. Anche per questo algoritmo possiamo in realtà scrivere un teorema di convergenza che è molto simile a quello di prima, cioè possiamo essere tranquilli che da qualunque punto partiremo arriveremo sempre in fondo. C'è una differenza sottile ma fondamentale: mentre prima avevo bisogno di fare un passo sempre, diciamo, un passo che era abbastanza piccolo ma fissato, qua i passi che devo fare all'inizio li posso fare anche abbastanza grandi, ma poi man mano che mi avvicino al punto dove devo arrivare devo farli via via sempre più piccoli, perché altrimenti queste direzioni casuali mi fanno allontanare dal punto dove devo arrivare. Quindi farò dei passetti che alla fine sono almeno così piccoli che magari non mi faranno, cioè, diciamo che per arrivare al punto dove devo arrivare ne saranno necessari davvero moltissimi. E questo, nella sua semplicità, è di nuovo uno degli aspetti fondamentali per garantire l'efficienza di questo tipo di algoritmi. Quando si applicano questi tipi di algoritmi, scegliere il passo, specialmente in questi algoritmi stocastici, in realtà è una cosa molto difficile che nella sua difficoltà, quindi necessita, diciamo, di un po' di arte e di esperienza, o comunque di molti calcoli, e alla fine però questa scelta è fondamentale per garantire o meno il successo in pratica dell'algoritmo che stiamo utilizzando. Questo algoritmo lo definirei abbastanza efficiente. Come dicevo prima, questa è un po' anche la presentazione del lavoro che facciamo nel nostro gruppo, e appunto su questo tipo di problemi lavoriamo da tanti anni, e il lavoro che stiamo facendo e che facciamo è proprio incentrato sulle possibilità che ci sono di rendere questi algoritmi ancora più efficienti, di modificarli opportunamente per renderli più efficienti. E un vincolo che c'è in questi contesti appunto è il fatto che non possiamo utilizzare informazioni troppo complicate. Come dicevo prima, già calcolare una direzione di discesa può essere inaccessibile, quindi comunque di progredire per quanto possiamo, e se volete, e d'altra parte vogliamo essere garantiti di arrivare nel punto più basso possibile. Quindi sono due richieste che, se volete, sono in competizione fra loro. Non voglio usare informazioni, ma voglio arrivare velocemente in fondo, e quindi trovare il giusto bilanciamento tra queste due richieste è la cosa per cui c'è ancora del lavoro da fare. Allora, quindi cosa abbiamo fatto? Rifacciamo un piccolo sommario di quello che abbiamo fatto. Allora, avevamo due tipi, vogliamo insegnare al computer a distinguere cavalli bardigiani da cavalli di Merens,
Abbiamo dato al computer tanti esempi dei due tipi di cavalli e li abbiamo in qualche modo trasformati in maniera opportuna qua per poterli rappresentare, e poi abbiamo scoperto che per separare queste due classi basta disegnare delle linee, e abbiamo trovato un modo per trovare la linea migliore possibile. Allora abbiamo risolto il problema, abbiamo finito qui perché finalmente abbiamo imparato, e la verità è che non è proprio così, ma c'è un'altra parte e c'è, diciamo, tutta una parte del problema che è fortemente legata, e anzi è fondamentale per dare una giusta definizione del problema dell'apprendimento da esempi, che è legata invece non a questi aspetti che vengono chiamati di ottimizzazione, ma a degli aspetti statistici. Quando abbiamo iniziato, ho iniziato appunto dando al computer un insieme di esempi di una classe, della classe dei cavalli bardigiani e della classe dei cavalli di Merens. Quindi sono partita così. Tutto quello che ho trovato, la linea che separa una classe dall'altra, dipende dalle immagini che io all'inizio ho dato al computer per allenarsi. La funzione che abbiamo reso, diciamo la valle alla quale siamo arrivati, dipende da queste immagini. Quindi se io parto da due gruppi di immagini differenti, è molto ragionevole pensare, e anzi direi è la cosa più naturale da pensare, che la soluzione che troveremo dipenderà dalle immagini che abbiamo dato. E gruppi di immagini diverse in generale forniranno soluzioni diverse. Allora, quale devo scegliere tra le due? Facciamo un esempio. Ad esempio qua adesso il mio nuovo cavallo, devo capire che tipo di cavallo è, lo trasformo in un pallino e poi se lo metto lì mi finisce sotto, quindi rispetto a questa decisione sarà un cavallo di Merens. Se lo metto dall'altra parte rispetto a questa decisione sarà un cavallo bardigiano. Insomma, ma come faccio a dire effettivamente quale delle due soluzioni è migliore? Quale devo scegliere? E qui, come dicevo, entrano gli aspetti statistici, e per confrontare soluzioni diverse dobbiamo uscire da questo, diciamo, dobbiamo tornare indietro. Abbiamo fatto un passo che è quello di dare le immagini al computer ed è stato un po' frettoloso. Prima di fare quel passo avrei dovuto pensare un attimo di più. E avrei dovuto pensare un attimo di più a cosa voglio veramente fare, cosa vogliamo veramente fare, cosa è per noi un sistema intelligente. Allora, quello che avrei dovuto fare è la seguente cosa. Avrei dovuto dare, per confrontare davvero, per capire davvero la qualità di una soluzione che ho trovato. Quindi io propongo la mia soluzione, che classifica i cavalli, e devo capire se questa soluzione è buona oppure no, questa classificazione è buona oppure no. Cosa dovrei fare? Dovrei dare al computer tutte le immagini di cavalli di Merens che esistono nel mondo, dovrei dargli tutte le immagini di cavalli bardigiani che esistono nel mondo, e poi andare a vedere quanti errori la soluzione che propongo io commette, e farne ad esempio una media. Okay? Poi provo un'altra retta, gli do tutti i cavalli possibili di tutti e due i tipi e guardo quanti errori fa. Allora, questa è la vera misura di errore che mi interessa. Voglio trovare la soluzione che fa meno errori su tutte le possibili immagini, non soltanto sulle 100 che gli ho dato per allenarsi e poi sulle 2 o 3 che vado a provare per vedere se ho fatto bene. Questo errore viene chiamato errore atteso, ed è davvero la quantità appunto, che ci interessa rendere piccola. E per essere più precisi, quindi quando vogliamo fare l'apprendimento dai dati, vogliamo rendere piccola questa quantità, quindi minimizzare l'errore atteso, tutti i possibili errori su tutti i possibili cavalli, ma con una difficoltà in più, cioè non abbiamo la vita così facile perché è troppo complicato prendere tutte le immagini di tutti i cavalli e darle in pasto a un computer. Ci dobbiamo accontentare di usare i dati che abbiamo scelto, che vengono chiamati molto spesso training set. Quindi questo qua in effetti dal punto di vista matematico è un modo per definire il problema dell'apprendimento degli esempi. Questo è il problema che vogliamo risolvere. Prima vi ho fatto vedere una possibile soluzione, ammesso che lo sia. Allora, vediamo quindi quali sono i risultati, diciamo, matematici mancanti.
Qui c'è un'assunzione tecnica che riguarda appunto questi training set, questi insiemi di dati che vengono dati in pasta al computer per essere allenato. Dobbiamo fare assumere che questi insiemi siano significativi. Giusto per avere un'idea, dobbiamo avere degli insiemi che sono abbastanza rappresentativi delle nostre classi, quindi non è che gli posso dare 100 immagini dello stesso cavallo e poi pretendere che lui impari come sono fatti tutti i cavalli bardigiani, ok? Dovrò dargli delle immagini di cavalli diversi, magari dovrò dargli delle immagini di cavalli in posizioni diverse, viste da punto di vista diverse, quindi in questo senso il training set deve essere abbastanza rappresentativo. E se assumo questo, allora posso provare un altro teorema, che è questo qua, che è quasi vero, in realtà quindi un po' falso, ma facciamo finta che sia vero per il momento. Allora, supponiamo di avere abbastanza esempi, quindi di aver dato al nostro computer tanti esempi. Allora, e utilizziamo per trovare la decisione, la retta che separa i pallini rosa dai pallini gialli, quello che abbiamo fatto prima, cioè la minimizzazione della nostra funzione che si chiamava rischio empirico, forse non ve l'ho detto. Quindi abbiamo trovato il punto più basso, utilizziamo questo come discriminatore, come classificatore, e allora posso dire che molto probabilmente l'errore atteso, cioè l'errore che faccio su tutti i possibili cavalli del mondo, è piccolo. Allora, così come è espresso, effettivamente il teorema è molto impreciso. Però i teoremi che abbiamo a nostra disposizione in realtà sono un pochino più precisi di così e ci dicono che, prima vi do un'idea e poi vi dico cosa intendo, perché ho scritto questa cosa che è l'ipotesi fondamentale. Supponiamo che il numero di esempi sia abbastanza grande, dimentichiamoci un attimo dei cavalli e supponiamo di voler capire, abbiamo una un dado e vogliamo capire se il dado è truccato. Cosa posso fare? Posso provare a tirare un po' di volte il dado. Voi vi fidereste di dire che il dado non è truccato dopo aver fatto 3 lanci? Probabilmente no, vi trovereste non abbastanza, ma se invece avessimo fatto 1 miliardo di lanci e avessimo avuto che un sesto di volte ci è capitato 1, un sesto di volte ci è capitato 2, probabilmente penseremo che il dado, ci sentiremmo di dire che il dado non è truccato. Allora qua il numero di esempi deve essere abbastanza grande proprio in questo senso, per essere significativo dal punto di vista statistico. E deve essere abbastanza grande, fissato cosa? Allora possiamo ragionare un pochino al contrario di come ho scritto il teorema, cioè diciamo voglio trovare una classificazione che faccia, diciamo, che sia giusta, che nel 95% dei casi faccia un errore di al più 1 centesimo. Ok? Allora, una volta che io fisso questi numeri, l'accuratezza che voglio sull'errore e la probabilità di successo, allora posso trovare esplicitamente un numero di esempi che mi garantisce quella performance. Detto così è un po' troppo ottimistico, questo numero di esempi non è che si trova proprio esplicitamente, non riusciremo mai a scrivere n uguale 1300, ma sicuramente abbiamo delle idee di come questo numero di esempi cambia a seconda delle richieste di precisione che facciamo sul risultato che vogliamo. Allora, in tutto questo, e questa devo dire è la parte che mi è stata un pochino più complicata inserire, come dicevo, come ho scritto qua, il teorema è quasi vero, non è proprio vero. In che senso è quasi vero? Non è vero perché il metodo di apprendimento che vi ho mostrato, quello che rende piccolo l'errore empirico, in realtà non funziona, non impara veramente. Ma è necessario aggiungere un altro piccolo ingrediente che viene chiamato regolarizzazione. Allora, cosa succede? Che appunto è vero che io chiedo che questi esempi che ho siano significativi, però comunque in questi esempi c'è una grande variabilità. Il procedimento di selezione degli esempi è pur sempre casuale. Per contrastare questa casualità che è intrinseca nel problema, non è dovuta a me che ce la metto, è proprio dovuta a come il problema funziona, mi serve inserire un qualcosa che casuale non è e che racchiude
qualche informazione che abbiamo sul problema. Imparare senza sapere niente sul problema è molto difficile, forse direi impossibile. Almeno questo teorema lo possiamo interpretare così dal punto di vista morale, secondo me. Però siccome è un po' complicato da esprimere in maniera formale, per il momento vi metto il teorema e poi vi faccio un esempio. Allora, quindi adesso non posso soltanto rendere piccolo l'errore empirico, ma devo aggiungere qualcosa che si chiama regolarizzazione, e adesso finalmente abbiamo un teorema che è vero, quindi un teorema che vale per davvero. Se ho abbastanza esempi, sono sicura che molto probabilmente la mia decisione sarà buona. Cosa vuol dire questo? Per questo mi prendo un po' più di libertà per spiegare questa cosa, e mi permetto di dividere il piano, anziché soltanto con delle linee, anche con delle curve molto più complicate. Allora, questa curva qua, che vedete qua, questa tutta tortuosa, in realtà sugli esempi che ho a disposizione fa molto bene, perché fa 0 errori, mette tutti i rosa da una parte e i gialli dall'altra, e fa meglio di questa, che è una retta. Però quello che molto spesso ci si aspetta è che magari in realtà questi punti gialli, poi sì è vero, ne ho qualcuno che va di qua, ma probabilmente staranno tutti dall'altra parte. Quindi adesso non ho fatto la slide in cui i puntini vengono aggiunti, ma molto, diciamo, quello che questo teorema ci suggerisce è che questa soluzione più semplice, che è favorita dalla regolarizzazione che ci ho messo, soluzione più regolare, mi permette di ottenere risultati migliori su tutte le immagini possibili dei cavalli, magari peggiori su quei 100 esempi che ho scelto, ma migliori sul miliardo di immagini che non ho visto. Ok? Questo, vabbè, ok. Ultimo pezzettino, giusto perché ho nominato il deep learning, mi spiaceva non dire nulla, perché effettivamente è un termine che sentiamo nominare moltissimo. Come dicevo all'inizio, il deep learning in realtà è soltanto un sottoinsieme del machine learning. Moralmente non c'è niente di diverso da quello che vi ho spiegato finora. L'unica cosa che cambia, appunto, è che mentre prima abbiamo considerato funzioni molto semplici, ad esempio rette, qua ci permettiamo di considerare funzioni molto complicate che hanno una struttura particolare che non vado a spiegare, ma che ci permette appunto di scrivere funzioni complicate in maniera tutto sommato forse non troppo complicata. Quali sono gli aspetti fondamentali che volevo mettere in luce? Beh, uno è perché è così famoso, funziona bene in pratica su molti esempi, viene utilizzato in moltissime applicazioni. La statistica tutto sommato funziona, cioè i teoremi che vi ho fatto vedere alla fine funzionano ancora, anche se forse avrei dovuto mettere un punto interrogativo anche lì. Non è chiaro come l'utilizzo di queste separazioni, che sono molto complicate ma sono fatte, diciamo, da livelli successivi, effettivamente aiuti. Non è chiaro perché questo debba aiutare, perché sia un vantaggio. Invece mi volevo focalizzare un pochino di più sull'ottimizzazione, perché è quello di cui mi occupo, e invece il deep learning dal punto di vista dell'ottimizzazione ha un impatto molto più importante. In che senso? Nel senso che prima quello che vi ho fatto vedere è quando volevamo trovare la retta che ci interessava, dovevamo rendere piccolo, diciamo, arrivare nella valle della funzione che ho disegnato. Quando consideriamo invece il deep learning e calcoliamo l'errore empirico, quindi di nuovo qui ci sono ogni puntino corrisponde, diciamo, a una separazione diversa. Diciamo, il panorama che ci troviamo davanti non è più quello di una valle, di una conca, ma invece è più simile a una cosa come questa, dove abbiamo delle montagne, delle vallette, delle montagnette, dei colli, ok? Quindi un panorama molto più variegato. Gli algoritmi che si usano in deep learning sono esattamente gli stessi che vengono usati nel caso precedente, quelli che vi ho fatto vedere, l'algoritmo del gradiente e l'algoritmo del gradiente stocastico. Ma qual è il problema? Qual è la differenza grossa in questo campo? La differenza grossa è che adesso, a seconda di dove parto, non è detto che arrivi nel punto più in basso possibile. Perché vedete qua, se parto dalla stellina o dalla maglietta verde o anche dalla coroncina, arrivo qua.
che è il punto dove voglio arrivare, perché questo corrisponderà, qui ci sarà la separazione migliore possibile. Ma se invece parto dalla scarpetta, arrivo qui, che invece è un punto che è più in alto, quindi farà più errori. La stessa cosa se parto qua, ok? O dalla paperella che addirittura si ferma qui, che è un colle, non è neanche un punto dove c'è una conchetta. Okay? Quindi questo dal punto di vista dell'ottimizzazione è una cattiva notizia, perché appunto non riusciremo, cioè non siamo mai tranquilli di arrivare veramente in fondo ed è difficile verificarlo. D'altra parte è una buona notizia perché vuol dire che c'è ancora del lavoro da fare, e la speranza è che questo tipo di funzioni siano fatte così, nel senso siano abbastanza brutte, ma non siano brutte a piacere, quindi ci sia speranza comunque di trovare dei metodi per cui si possano avere delle garanzie. Questo qua, diciamo, tutto questo che vi ho raccontato è un modo un po' approssimativo di raccontare quello che facciamo appunto nel nostro gruppo, che è questo, quindi in mezzo ci siamo le persone più grandi, diciamo, che più o meno supervisionano invece gli studenti sia di dottorato che poi assegnisti di ricerca. Grazie, ho finito. Grazie. Grazie prima di tutto per la capacità didattiche e per l'entusiasmo che ci mette, e anche perché forse qualche cosina ho capito, che già per me è una cosa difficilissima. La matematica e io non andiamo molto d'accordo. Però no, complimenti, e intanto sentiamo se ci sono domande da parte del pubblico. Poi L'ultima curva che ha fatto, complimenti, perché ho seguito anch'io, perché vabbè, sono un fisico, ma non vuol dire. Quella curva lì vuol dire che ci sono delle zone in cui l'algoritmo prende delle allucinazioni, cioè se ne sta di qua. Sì, cioè sì, le cosiddette prende delle decisioni, sicuramente in questo caso non sono sicura, però prende delle decisioni sbagliate, diciamo. Sì, capito, quelle che vengono non posso dire, cioè non posso parlare della decisione su uno specifico esempio, no, certo. diciamo. Sicuramente la soluzione che trovo non è la migliore che potrei trovare visti i dati che ho a disposizione. Capito. E poi se ci aggiornano su DeepSeek, sui problemi dei centri di calcolo, perché so per certo che qualcuno sta comprando dei terreni, abbondanti terreni vicino a Lodi, per costruire un centro di calcolo vicino a una centrale a gas grossa, per cui però adesso potrebbe non servire più con i nuovi sistemi di DeepSeek. Cioè il fatto che non possa servire più, penso di no. Cioè, magari serve in Italia avere un centro di calcolo. Allora, vediamo. Sicuramente i metodi che si utilizzano per, diciamo, allenare questi sistemi, per quanto siano efficienti, al momento hanno bisogno di due cose che devono essere tanti dati, quindi in questo caso tantissime immagini di cavalli, e tanti parametri. Cioè io ho fatto l'esempio della retta che dipendeva da 2 parametri, però i parametri che dobbiamo ottimizzare sono dell'ordine dei migliaia, milioni, anche più di milioni. E quindi questo, anche se le operazioni che facciamo ad ogni passo sono molto poche costose, in realtà mettendo tutto assieme il costo resta proibitivo. Quindi il fatto che questi algoritmi qua permettano di non utilizzare centri di calcolo, diciamo, è decisamente troppo ottimistica come affermazione. E il fatto se è utile averne a disposizione, io penso di sì, nel senso che attualmente i grandi centri di calcolo comunque sono nelle mani di pochissimi attori. Comunque DeepSeek l'ho scaricato, ho fatto anche una prova, però dopo un giorno o 2 non è bloccato, più. Non funziona più. Non lo so, io Infatti, per il momento l'ho usato solo online. Apple ha tolto dall'App Store quell'applicazione. Prego. Complimenti per l'esposizione. Una domanda tecnica da parte di chi è fuori dal giro da una decina d'anni ed era un incallito e accanito programmatore in Fortran, che
i linguaggi di programmazione usate adesso, Ok. ammesso che questa domanda abbia un senso. No, la domanda ha tantissimo senso, non so se è un senso fatta a me, nel senso che non sono un'esperta programmatrice per niente, però direi che il linguaggio che si usa di più è Python, Ah, ecco. e forse alcuni miei colleghi usano Julia, però un pochino più di nicchia, ancora un po' di MATLAB, direi che sono questi. E Non so, forse chiedo conferma nel pubblico. C, anche C. E nei sistemi dove consumano tanta energia, non si sa, usano implementazione di calcolo parallelo in maniera massiccia? Io Cosa immagino, fanno? sì, no, sicuramente useranno del calcolo parallelo, sicuramente usano un sacco di calcolo stocastico, nonostante questo, diciamo, è proprio la mole di dati e la quantità di parametri da ottimizzare che rende il problema molto difficile da risolvere. E quindi energeticamente Molto costoso. Grazie. Grazie a lei. Tanto complimenti per la spiegazione. Io volevo fare una domanda che, diciamo, una cosa che ho sentito, cioè i problemi che potrebbero derivare dall'intelligenza artificiale. Un problema è sull'apprendimento. Avevo sentito che negli Stati Uniti si sono appoggiati, mi sembra, a un giornale degli Stati Uniti, e c'è qualcosa tipo una denuncia in corso. Per cui, visto che hanno tipo copiato i dati, non so, senza chiedere permesso, mi sembra di aver capito, cioè questo non potrebbe anche bloccare completamente questo progetto, perché io parlo di ChatGPT, mi sembra, sì. no? Che hanno proprio copiato prendendo i dati, non so, dal 1800, adesso dico una data così, o 1900, non so, inizi del 1900 a venire in avanti, non hanno chiesto permesso. Questi magari giornali in questo momento, è chiaro, c'è la crisi, sanno che dall'altra parte ci sono eccetera. Questo non potrebbe bloccare tutti i progetti, diciamo, Allora, in corso. Sicuramente è vero che per allineare questi sistemi, e in particolare questi che processano il linguaggio naturale, sono necessarie una grande quantità di dati, e da qualche parte questi dati sono stati presi. Ok, quindi da libri, e quindi nello specifico credo che ChatGPT sia stata accusata di aver utilizzato appunto del materiale protetto da copyright senza chiedere il permesso. Quindi sicuramente, cioè, se uno non fornisce i dati a questi sistemi, si nutrono di dati. Senza dati tutto ciò che impariamo arriva dai dati che gli forniamo. Quindi nel momento in cui non gli permettiamo di avere accesso ai dati, direi che è molto difficile ottenere dei sistemi che funzionano bene. Almeno attualmente uno dei limiti, dei grossi limiti di questi sistemi, appunto nell'efficienza di questi sistemi, che per funzionare decentemente hanno bisogno di tantissimi dati, molti di più di quelli di cui avremo bisogno noi per imparare probabilmente a distinguere un bardigiano da un cavallo di Merens, dove vediamo 3 foto e poi abbiamo imparato. Forse non proprio così, però quasi, mentre per il computer ne servono molto di più. Ci sono altre domande? Quando lei parla di costo, sì. Più costoso o meno costoso? Costo di che? Cioè costa la fatica di chi lavora, costa l'energia, costa cosa? Sì, intendo il costo di fare i conti, sì. E quindi quanti conti bisogna fare, quindi il numero di conti, ci vogliono, esatto, e che poi si ripercuote su quante macchine ci vogliono e quanto tempo ci vuole. Ho capito. E quindi anche quante persone poi sono collegate, lavorano, no? Quello forse non ce l'avevo tanto in mente, pensavo proprio più esatto, il costo del tempo. Ho capito. La bolletta, quindi l'energia per far funzionare il computer, eccetera. Bene. Ci sono altre domande? Tutto chiaro, che brava. Beh, è stata veramente brava, quindi ci complimentiamo con lei. No, comunque grazie veramente, è stato estremamente interessante, abbiamo capito qualche cosa degli algoritmi che stanno alla base poi di tutto questo processo, intelligenza artificiale, machine learning, eccetera, e non sappiamo che fine faremo, quali saranno diciamo gli esatto, non sapremo quale è, però comunque credo che tutti noi abbiamo fiducia nella scienza, nello studio, nella ricerca, e quindi siamo tutti positivi, nel senso che speriamo in risultati che possano essere vantaggiosi per tutti, senza sottintesi vari, eccetera. Grazie ancora. Grazie a voi. Arrivederci. La prossima conferenza sarà lunedì. Parleremo di un altro argomento, perché
sarà una conferenza del professor Marcello Montefiori del Dipartimento di Economia, che ci parlerà di innovazione digitale e intelligenza artificiale in medicina. Alla prossima. Grazie, buonasera. Ciao, Sandro, grazie ancora. Ciao. Grazie. Grazie. È stata... Però così, in quel caso lì.